Non so niente, si vedrà. Affida a poche parole la sua personale versione del no comment il sindaco di Treviso Mario Conte, mai come in questo periodo di fronte a un bivio. E che bivio! Perché la Lega, che si è ritrovata a Noventa a Padovana per dare il via alla campagna per le regionali, spinge per averlo nelle liste. La squadra di amministratori con la quale il Carroccio vuole recuperare il terreno perduto su Fratelli d'Italia. Conte nome importante, nome di peso, guida di Anciveneto, ma è lo stesso Conte che solo una settimana fa a Ring ripeteva. Io sono sindaco di Treviso, ho tanti impegni con i miei cittadini, ho un rapporto straordinario con la mia comunità e quindi mi sono preso questo impegno con loro e non voglio tradire la loro fiducia. Già, perché prendere la via di Palazzo Ferrofini significherebbe, per incompatibilità, lasciare Casugana. Possibile? Anche il suo braccio destro a Treviso in cima alla lista dei desideri della Lega. Mi fa piacere perché quando fanno il tuo nome vuol dire che insomma qualcosa di buono hai fatto o perlomeno la gente ti segue, però ecco, fino adesso io avevo già detto che avrei evitato le regionali per il fatto che insomma 3 campagne elettorali in 3 anni sono come Forrest Gump, sarei un po' stanchino, quindi magari me la evito questa. Intanto tra un si vedrà e un no grazie hai voglia di parlare di programmi. Centrodestra e centrosinistra sono alle prese con le beghe del nome del candidato governatore. Tempi sempre più stretti per lo sblocco del terzo mandato, mentre lo scontro Lega-Forza Italia continua. Si sta dando degli stupidi agli elettori, perché gli stiamo dicendo che se non poniamo limite ai mandati, l'elettore non riuscirà a fare l'alternanza. Quindi stiamo dando degli stupidi ai cittadini. La questione va affrontata oggi. Tocca a Zaia, che è uno dei presidenti più amati. L'anno prossimo toccherà un altro presidente che si troverà nella spiacevole posizione che parleranno del suo eventuale terzo o quarto mandato. Mi sta dicendo che quando Zaia ha deciso di fare il limite dei mandati in Regione Veneto ha detto agli elettori che sono degli stupidi. Io ero contrario, io sono da sempre contrario, perché? Poi all'interno di un partito prevale una linea generale. In Veneto è stata fatta una legge, quindi la maggioranza, il presidente Zaia ha fatto una legge. Quindi sì, ma non è un totem, le leggi si possono cambiare. Le cose, o ci credevi o ritenevi che gli elettori sono stupidi. No. Vorrei ricordare che nella passata legislatura 2017-2018, adesso potrei sbagliare di qualche mese, è stata portata la discussione in Consiglio regionale sullo sblocco dei mandati, ma è finita nel nulla. Perché? Perché per volontà del Presidente non si è voluto andare di fronte alla modifica della legge vigente. Non che gli avversari siano tranquilli. Giovanni Manildo sempre più in rampa di lancio, ma la spinta dei circoli PD tra Verona e Padova per Vanessa Camani si sta facendo sentire. Chi conosce bene entrambi spiega qual è la soluzione preferibile. Noi donne abbiamo molto caldeggiato la figura di una donna e sarebbe però una candidatura molto di Partito Democratico. Siccome dobbiamo lavorare in coalizione, la coalizione ha più favore che sia un candidato meno targato.